cotto per la domenica delle Palme. Ma tu a preparare da me. Non sta bene. Buona giornata a tutti. Iniziamo con un'acclamazione, con il canto dell'Osanna, questa liturgia della Domenica delle Palme, raccogliendo già da subito l'invito che Benedetto XVI ha rivolto quest'oggi a tutti i giovani del mondo. La Domenica delle Palme, Domenica della Passione, è da anni la giornata mondiale della gioventù. Accogliamo l'invito, dicevo, di Benedetto XVI, che esorta tutti i giovani ad essere sempre lieti nel Signore, sia questo giorno lieto, sia questo giorno di gioia per la comunità cristiana, per l'umanità intera, mentre acclamiamo a Cristo Gesù che entra nella Gerusalemme della Palestina, ma che entra quest'oggi ed è accolto nella Gerusalemme che è l'esistenza, la città degli uomini. In ogni vita, in ogni Gerusalemme, Gesù chiede di essere riconosciuto, accolto e amato. Osanna all'Altissimo, Osanna, Osanna, Osanna all'Altissimo. Innalziamo il tuo nome con le lodi nel cuore, esaltiamo Signore Dio, Osanna all'Altissimo. Gloria, gloria, gloria al Re dei Re. Gloria, gloria, gloria al Re dei Re. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e di palma e concedi a noi tuoi fedeli, che accompagniamo esultanti il Cristo nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
presenta questa nostra celebrazione. Vi prego di rimanere tutti insieme e poi di andare processionalmente in chiesa. Dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme verso Betfagè, Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò 2 dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui, subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori, sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro, come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Egli vedranno il tuo splendore, marceranno i popoli alla tua luce. Egli vedranno il tuo splendore. Uomini di cammelli ti paderanno, tesori dal mare affluiranno a te. Tutti insieme. Gli stranieri costruiranno le tue mura e ci loro leveranno a te.